Noi siamo passati da 125 nati di media a Riese all'inizio degli anni 2000 a sotto gli 80 negli ultimi 2-3 anni, vuol dire più del 40%, e questo è il dato di fatto da cui partire. Numeri di culle vuote a Riese che riflettono la denatalità diffusa nella Marca e nel Veneto. Questo è il dato preoccupante su cui ha invitato a riflettere oggi il sindaco Matteo Guidolin all'inaugurazione della nuova ala della scuola elementare dedicata a Margherita Sanson Sarto, mamma di Pio X. Ed è offrendo strutture come questa, ha sottolineato il sindaco di Riese, che si supporta quel grande dono che sono i figli, ma che sono anche il grande impegno personale ed economico di una coppia. Questa è un'opera che è partita da febbraio 2015, un investimento di oltre 4 milioni di euro per una scuola che potenzialmente può ospitare tutti gli studenti di Riese. Parliamo di 15 nuove aule, 4 laboratori, un'aula di psicomotricità, una mensa molto grande, quindi nuova, moderna, molto luminosa, ha impatto zero da un punto di vista energetico e quindi anche segue il trend della sostenibilità come deve essere, giusto che sia, è una grande soddisfazione. Soddisfazione anche dai passati amministratori che hanno visto a frutto la scelta compiuta oltre 40 anni fa di far acquistare al comune l'intera area dove sorge la scuola. Una inaugurazione che si colloca tra gli eventi di avvicinamento al ritorno a casa delle spoglie mortali di San Pio X. Per noi sarà un momento storico di devozione e anche identitario con l'arrivo del corpo di Papa Pio X. Qui a Riese sarà il 7 ottobre, dal 7 al 15, e questo è uno dei primi appuntamenti del calendario che ci porterà appunto fra un mese, ormai manca meno di un mese, quindi siamo già carichi e un po' in tensione. E la scuola dedicata alla mamma di Papa Sarto è un segnale forte alle famiglie della comunità che oggi hanno partecipato in massa alla cerimonia del taglio del nastro, con un sindaco che prima ha recitato una poesia dialettale per poi emozionarsi visibilmente. Oggi per me è un altro tocco di felicità. Sono emozionato. La stessa che auguro a tutti i bambini che dalla prossima settimana e negli anni a venire andranno a vivere gli anni più belli della loro vita dentro questi muri. Grazie e buona giornata.